Potrebbe avere le ore contate alla caccia all'uomo che giovedì nel tardo pomeriggio ha rapinato l'incasso di una tabaccheria a Magrè di Schio. I carabinieri sarebbero in possesso di informazioni utili per la sua cattura. Un'azione lampo la rapina che si è svolta in pochi minuti. Un giovane di circa 20 anni è entrato nell'esercizio commerciale con il capo coperto da un cappuccio e travisato in volto. Con un coltello avrebbe subito minacciato il titolare che si trovava solo in quel momento nella rivendita di tabacchi e giornali di via Giambellino. Il movimento ha inizialmente preteso solo le banconote di piccolo taglio, per poi invece arraffare tutto, tentando infine di fuggire. Il tabaccaio però, passato l'iniziale stupore, non si è dato per vinto. Quando è uscito poi diciamo l'ho rincorso gridando praticamente soccorso. Quando ha girato l'angolo, ha inforcato la bicicletta, ho preso un po' di coraggio, l'ho rincorso, ho preso la bicicletta, in quel momento siamo caduti, io ho avuto un po' di ammaccature e lui in quel momento in cui è fuggito ha perso una parte della refurtiva ed è fuggito a piedi. È intervenuto un ragazzo che abita lì di fronte a rincorrerlo, però so che non è riuscito a prenderlo. Immediato l'arrivo delle gazzelle dei militari che hanno iniziato le ricerche del rapinatore. Il tabaccaio fortunatamente ha riportato solo ferite lieve, guaribili in pochi giorni. Questa mattina era presente al lavoro come sempre, alternandosi nella gestione con la moglie Angela. La reazione inaspettata del gestore ha sorpreso non solo il malvivente che ha dovuto rinunciare ad una parte del bottino, ma anche lo stesso tabaccaio che non aveva mai vissuto un'esperienza simile. Sono stato sempre tranquillo. Diciamo che un po' il giorno dopo, ripensandoci, è stato un discorso un po' diverso a livello di tensione, però in quei momenti lì sono stato tranquillo e forse è quello che mi ha un po' aiutato anche a questa reazione insolita, però ecco, Lo rifarebbe. non lo so, dipende dalla condizione. La bicicletta, impiegata dal rapinatore, è risultata poi rubata, ma le informazioni fornite ai carabinieri dai proprietari avrebbero permesso di circoscrivere drasticamente il numero dei sospettati. Un episodio isolato, forse l'azione di un tossicodipendente, secondo il tabaccaio, che non intende cambiare comportamenti ed abitudini. Un po' di attenzione in più per quello che riguarda la sicurezza, però non cambia niente, proseguiamo. Poi qui abbiamo un paese in cui, diciamo, posso dirlo, tutti ci vogliono bene, le persone ci sono vicine.